che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante. Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Amici di ciclismoweb.net, ben ritrovati, buona domenica, siamo insieme ancora in questo inizio di pomeriggio di questa caldissima domenica estiva per seguire la quarta e ultima frazione del Giro del Veneto dedicato alla categoria Juniores. Quarta e ultima frazione che è anche la più lunga delle 4 in programma, sono oltre 127 km, esattamente 127 km e 600 metri, con una classifica generale di cui poi vi daremo conto molto ben delineata dopo la dura frazione che ieri si è corsa da Belluno a Feltre con la scalata nel finale del passo Croce Down, e qui vediamo la regia che ci propone le immagini e il filmato che ci presenta la frazione che tra poco andremo a seguire, tra l'altro una frazione che i corridori stanno interpretando in modo molto vivace, usiamo questo termine, hanno già superato la metà gara, mancano circa una sessantina di chilometri al traguardo, chiaramente ora faremo tutti i preamboli, per tutte le spiegazioni, poi vi daremo conto anche di una sintesi di quanto è accaduto ieri per poi andare in diretta. Allora, oggi sono 127 km e 600 metri, come vi abbiamo raccontato, partenza da Padova, arrivo a Teolo, a Selve di Teolo per l'esattezza, di fronte agli stabilimenti di Polo SPA, la società di cui è presidente Galdino Peruzzo, presidente della Ciclisti Padovani, che organizza l'edizione, questa edizione è anche quella, la prima del 2023, del Giro del Veneto. Si correrà un percorso in linea appunto da Padova a Selve di Teolo, poi un primo circuito di 9 km e 300 metri da ripetere 4 volte e un circuito successivo più grande di 16 km e 100 metri da ripetere 5 volte con lo strappo di Monte Sereo da percorrere in ben 5 volte, una salita che misura 1900 metri con una pendenza media del 4,7%. Al primo passaggio e al quarto passaggio su Monte Sereo ci sono anche i traguardi della montagna, appunto, di cui uno c'è già stato il passaggio, c'è già stato anche il primo dei 2 traguardi volanti. Nei traguardi volanti il primo è stato conquistato da Samuele Massolin. Per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna, il primo passaggio su Monte Sereo da Tommaso Quaglia, che è anche il leader di questa speciale classifica di cui poi vi daremo chiaramente conto. Allora, pertanto direi a questo punto, dopo aver visto il percorso animato, andare velocemente sulla sintesi di quanto è accaduto ieri, sintesi curata dal nostro Andrea Finn. Prego la regia. È la splendida città di Belluno, immersa nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, a attingersi dei colori del Giro del Veneto edizione 2024. Si corre la terza tappa con partenza da Belluno, arrivo a Feltre per 117 km, caratterizzati da un dislivello di 1650 metri. Un dislivello che si concentra soprattutto nella parte finale di tappa con il passo Croce
Croce Daune da andare ad affrontare proprio prima di giungere sul traguardo in salita di Feltre. È una vera e propria tappa dolomitica, quella che hanno preparato gli uomini della SC Padovani con il presidentissimo Galdino Peruzzo in testa, l'appassionatissimo Martino Scarso e poi l'ex professionista Alberto Ongarato. A partire in maglia rossa di leader della classifica generale è Alessandro Milesi della BS Carrera dopo il successo ottenuto sul traguardo della Cartigliano Verona, ma oggi cambia completamente lo scenario e soprattutto la musica, il ritmo di questo Giro del Veneto che ha regalato sin qui grande spettacolo e tante emozioni. Dicevamo, si parte da Belluno per andare ad affrontare inizialmente il Giro del lago di Santa Croce e poi dirigersi attraverso Foen e Fonzaso all'imbocco del passo Croce Daune. Tantissimo pubblico, quello che si è schierato a bordo strada per andare ad applaudire le prime fasi di gara del plotone dei 173 atleti rimasti in gara. Ad abbassare la bandiera a scacchi della via un ospite d'eccezione, vale a dire il campione Ivan Basso, oggi team manager della Polti Cometa e soprattutto papà di Santiago, che è in corsa in questo Giro del Veneto. Lo vediamo, le prime fasi di gara con il gruppo che sfila compatto sulle rive del lago di Santa Croce. Davvero una giornata ideale per pedalare questa tra le Dolomiti, con temperature che si assestano attorno ai 25 gradi e un timido sole che va ad accompagnare la marcia del gruppo. Quando ci spostiamo con le nostre immagini al chilometro 60 a prendere il largo sono Stefano Sacchet della Gottardo Giochi Caneva, Edoardo Bolletta della Mepac Junior Team e Matteo Turconi della Bustese Olonia. Questi tre atleti riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 1 minuto e 15 sul gruppo. Avete visto un plotone trainato con grande decisione dagli uomini dell'Autozai Contri, la formazione del presidentissimo Enrico Mantovanelli, che si è già aggiudicata la cronometro a squadre di Padova, è lì a controllare la situazione, a tenere la corsa cucita in vista del gran finale. Ottimo il lavoro della formazione giallonera che guida il plotone all'inseguimento di questi tre battistrada, tre generosi di giornata che vanno quindi a caratterizzare le prime ore di corsa, ma a tenere sotto controllo questo tentativo sono sempre le maglie dell'Autozai Contri. Intanto si transita sul traguardo volante di Fonzaso con la maglia della Gottardo Giochi Caneva di Stefano Sacchetta a transitare in prima posizione, ma subito dopo il gruppo tornerà compatto quando si inizia ad affrontare la salita del passo Croce Daune, una salita suddivisa in due parti, la prima subito molto impegnativa, intervallata da un falso piano, e poi l'ultima che presenta le pendenze più arcigne. Intanto sempre le maglie dell'Autozai Contri in testa al gruppo a dettare il ritmo anche in salita e a dettare soprattutto la selezione. Vedete, abbiamo appena superato i primi 3 chilometri di salita, il drappello dei migliori di giornata è già ridotto ad una ventina di unità. Si transita il cartello dei 20 chilometri al termine con questa situazione. Poi a portarsi in testa è lo sloveno Erasem Valjavec dell'Autozai Contri, che va ad aprire il gas con decisione e a provare ad imporre un vero e proprio forcing. Sulla ruota dello sloveno resistono Martin Erreno del team Giorgi, partito questa mattina con il numero rosso, della più combattivo in forza di quanto aveva già fatto vedere nella tappa con arrivo a Verona del giorno precedente. Poi David Zanutta, il friulano del team Tiepolo Udine, con il dorsale numero 36, sfortunato protagonista anche lui della seconda tappa, caduto proprio sul più bello, sulle rampe della salita panoramica di Colognola ai Colli. Oggi va alla caccia della rivincita. Erasem Valjavec assesta un'altra accelerata, a farne le spese questa volta è Martin Erreno. L'atleta della team Giorgi è costretto ad alzare bandiera bianca, mentre non demorde David Zanutta, atleta tenace con ottime qualità di scalatore, che si è infilato lì sulla ruota di
Erasem Vagliavec e non lo vuole mollare. Siamo al passaggio all'abitato di Aune, mancano ormai poco più di 2 chilometri allo scollinamento e i due battistrada proseguono di comune accordo. Si studiano, si guardano negli occhi David Zanutta ed Erasem Vagliavec, questi due grandi protagonisti della tappa regina del Giro del Veneto Juniores stanno per affrontare il momento della verità. Dentro o fuori, si vince o si perde sulle rampe del passo Croce d'Aune, ed è ancora una volta Erasem Vagliavec ad innestare il lungo rapporto e ad accelerare, ad alzare l'andatura. Non si alza nemmeno di sella Erasem Vagliavec, mentre David Zanutta tenta di resistere all'ennesimo forcing dello sloveno con il rapporto più agile a disposizione. Vedete la differenza di pedalata tra questi due grandi protagonisti di questa bellissima tappa dolomitica che hanno fatto letteralmente il vuoto. Infatti gli inseguitori più vicini sono segnalati ad oltre un minuto di ritardo, ed eccolo il momento decisivo con Erasem Vagliavec che se ne va in progressione. Davvero un allungo deciso che non lascia spazio alla replica di David Zanutta e se ne va tra l'incitamento del pubblico che anche sul passo Croce d'Aune è venuto per salutare i protagonisti del Giro del Veneto Juniores. Splendido assolo per Erasem Vagliavec, l'abbiamo detto, lui che è sloveno, campione nazionale a cronometro, porta la maglia dell'Autozai Contri, formazione veronese, va a scollinare per primo sul Gran Premio della montagna del passo Croce d'Aune e si fionda in discesa. Allo scollinamento per lui ci sono 26 secondi di vantaggio su David Zanutta, più indietro transitano tutti gli altri avversari che però ormai non hanno più speranze di rientrare sulla battistrada. Lui che è campione nazionale cronometro, ottimo anche nei chilometri finali in pianura, innesta il lungo rapporto, fa valere il proprio passo da passista scalatore e si inerpica sulla rampa finale in pavé che conduce sul traguardo di Feltre, un traguardo iconico, bellissimo, un palcoscenico d'eccezione per questa bellissima ed emozionante tappa del Giro del Veneto. Erasem Vagliavec va quindi a vincere in solitaria sul traguardo di Feltre e va ad aggiudicarsi una tappa davvero straordinaria per lui. Successo dunque per il portacolori dell'Autozai Contri che va a completare i 117 km in 2 ore 46 minuti e 12 secondi ad una media di poco superiore ai 42 km orari. Davvero una super prestazione per Erasem Vagliavec, figlio d'arte, figlio di quel Tadej Vagliavec che per tanti anni ha militato nelle formazioni professionistiche più importanti. A 40 secondi di ritardo da Vagliavec giunge Andrea Bessega della Borgomolino Vigna Fiorita che ha recuperato David Zanutta proprio nei chilometri finali, lo ha preceduto sulla linea del traguardo. Terza piazza per il friulano del team Tiepolo Udine a 43 secondi di ritardo da Erasem Vagliavec. Quarta posizione invece per l'asolano Giacomo Rosato del team Giorgi con 54 secondi di ritardo. A 1 minuto e 20 giungerà Tommasio Quaglia, anche lui del team Giorgi, quindi seguono Mattia Fracasso della Faizanè CSZ Sandrigo Bike, Nicolò D'Alessandro della Fagnano Nuova, Martin Erreno del team Giorgi, Leonardo Consolidani della Work Service Coratti e Alessio Faccani del team General System. Per effetto di questo traguardo Erasem Vagliavec vola in testa alla classifica generale con 44 secondi su Andrea Bessega e 1 minuto e 35 secondi su Tommaso Quaglia. Seguono poi D'Alessandro, Erreno, Consolidani, Zanutta, Mellano, Rosato e Casadio. Per Vagliavec c'è la gioia di andare a vestire anche la maglia viola di leader della classifica a punti, mentre la maglia beige della classifica di GPM resta appannaggio di Tommaso Quaglia, la maglia arancione dei traguardi volanti per Marco Merola ed infine la maglia verde della classifica dei giovani a Giacomo Rosato. Erasem Vagliavec, oggi hai fatto la differenza in salita, non ce n'è stato per nessuno. Sì, oggi parliamo con squadra, oggi andiamo full gas tutto il giorno, squadra controllore tutto, siamo davanti tutto il giorno, è molto difficile ma squadra è perfetto. Oggi andiamo con professionista, dopo in salita 3 km al fine io vado, mio tempo, vado full gas e ho visto non c'è nessuno davanti da me, arrivo Zanutta ma dopo vado un'altra volta e anche lui non va. In discesa non voglio rischiare tanto ma ho visto non c'è nessuno e dopo ultimo 5 km vado
full gas e sì, vinto, bella gara, molto bella, bello arrivo, bello tutto. La salita se mi piace tanto, vado a provare la salita 3 giorni prima, se è molto bella la salita, allora voglio vincere oggi qua, sì, vincere molto molto contento. Bene, dopo questa ampia sintesi su quanto è accaduto ieri, una tappa veramente straordinaria dal punto di vista anche dello spettacolo, che ha delineato in modo, vedremo se definitivo, una classifica, diciamo così, con differenze sostanziali tra i vari atleti che occupano le prime 10 posizioni, con Valiavez che ha un vantaggio di 44 secondi su Andrea Bessega, Valiavez Autozai Contri, Andrea Bessega Borgomolino Vigna Fiorita, in terza posizione Tommaso Quaglia ad oltre 1 minuto e mezzo, 1,35 del team Giorgi per l'esattezza, e poi via via fino al 10° in classifica generale Giacomo Casadio con 3 minuti e 17 di differenza. È una tappa che si sta svolgendo in modo molto molto veloce. Queste sono immagini registrate della partenza con la presentazione delle squadre, partenza, insomma, presentazione e assembramento delle varie formazioni che si è tenuto di fronte al municipio della città patavina in via 13 febbraio, poi trasferimento e la partenza dopo circa 7 km, 6 km 800 metri per l'esattezza, è stata data sulla strada regionale 11. Vediamo qui questa bella immagine anche con i dirigenti della Ciclisti Padovani, con in testa Galdino Peruzzo e anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina, che ha dato ufficialmente il via. Percorso neutralizzato per i primi 7 km, poi via ufficiale e via e corsa che fin da subito non ha fatto mancare, ha diciamo così confermato le premesse, ovvero grande lotta, altissima velocità nel tentativo chiaramente di rovesciare le sorti di una corsa che sembrano segnate, ma come ben sapete le corse si può dire di averle conquistate solo ed esclusivamente nel momento in cui si taglia la linea del traguardo. E la linea del traguardo è a Selve di Teolo, dopo 127 km e 600 metri. Qui siamo già con le prime immagini del passaggio sotto lo striscione dell'arrivo, immagini registrate. Queste invece sono immagini che ci provengono dalla corsa in questo momento, con una situazione che vede al comando 3 corridori che hanno un leggero vantaggio. Siamo in vista, hanno da poco tra l'altro superato il secondo traguardo volante, sempre posto di fronte agli stabilimenti della Polo SPA, con il passaggio che ha visto in prima posizione Marco Loda del gruppo sportivo Aspiratori Otelli, dorsale 83, in seconda posizione dorsale 111 Andrea Godizzi della BS Carrera, in terza posizione dorsale 171 Andrea Stefanelli della Polisportiva Monsumannese. Sono questi i 3 atleti che stanno guidando la corsa, hanno un vantaggio di circa una ventina di secondi sul gruppo che finora non ha assolutamente lasciato spazio. Qui vedete questa bella immagine sui vostri teleschermi, sui devices dove state seguendo questa diretta streaming, con sulla sinistra i 3 atleti che stanno guidando la corsa, sulla destra il gruppo dove è schierata in testa al gruppo la formazione del capo classifica, vale a dire l'Autozai Contri. Quindi una situazione che ha visto fin dall'inizio appunto la formazione del leader, la formazione veronese dell'Autozai Contri, a prendere in mano la situazione e a controllare e a gestire questo importante vantaggio. C'era stato in precedenza un altro tentativo che vale la pena segnalare tra i tanti, perché è arrivato ad avere un vantaggio di circa 45 secondi. Anche in questo caso si trattava di un terzetto, Nicolò Casagrande della Borgomolino Vigna Fiorita, Alessio Gerotto della Gottardo Giochi Caneva e Giuliano Riccardo della Unione Ciclistica Piasco. Questi erano i 3 corridori che in precedenza erano stati protagonisti di un tentativo appunto che valeva la pena di segnalassimo. Nel frattempo aumenta, quando siamo all'80° chilometro di gara, pertanto ne mancano poco meno di 50, esattamente 47 al traguardo, il vantaggio dei 3 uomini al comando, Loda, Luciani e Godizzi, sale a 28 secondi.
pertanto sta gestendo la situazione. La Contri Autozai sono 3 atleti che non infastidiscono particolarmente per la classifica generale, ma attenzione perché la Contri Autozai, oltre a far correre meno rischi possibili a Erazem Valjavec, figlio di Tadej Valjavec, che ha corso, quindi anche lui figlio d'arte, che ha corso tanti anni tra i professionisti, ha anche come obiettivo quello di consentire ad Alessio Magagnotti, lo sprinter della formazione, giovanissimo talento trentino che corre appunto per l'Autozai Contri, di provare a conquistare il successo di tappa. Quindi un Autozai Contri che cerca di fare bottino pieno, ovvero portare a casa la corsa, la classifica generale con Erazem Valjavec e consentire al proprio velocista Alessio Magagnotti di provare a conquistare il successo nella frazione odierna. Nel frattempo è uscito dal gruppo con il dorsale 206 del team General System Pietro Tintoni, che sta provando tutto solo a riportarsi in testa alla corsa. Operazione non semplicissima, eccola qui la testa della corsa con i 3 uomini, Loda, Luciani e Godizzi, che stanno pedalando con un vantaggio, ribadisco, intorno ai 30 secondi nei confronti del gruppo. Tra il gruppo e i 3 uomini al comando, Pietro Tintoni, che sta pedalando tutto solo. Io direi a questo punto, se la regia è d'accordo, di mandare la cartolina della città di partenza, ovvero Padova, curata da Romina Visconzi. Prego la regia. Benvenuti a Padova, sede di partenza della 4ª ed ultima tappa del Giro del Veneto Juniores, città che affonda le proprie radici nel XIII secolo a.C., quando a fondarla, secondo la leggenda, fu il principe troiano Antenore. Oggi centro universitario, culturale e commerciale di grande importanza, sorge nella parte est della pianura padana, all'interno del bacino idrografico del Bacchiglione. Con 407.000 abitanti è la città più popolosa dell'intero Triveneto, che vanta una grande storia e un imponente patrimonio culturale. Capitale culturale già sin dal 300, grazie alla presenza dei Carraresi, oggi presenta 2 siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, come l'orto botanico più antico al mondo e i cicli di affreschi conservati in diversi edifici, tra cui la Cappella degli Scrovegni. Sede di una prestigiosa università dal 1222, è anche un importante fulcro della fede cristiano-cattolica, dove sorgono la Basilica di Sant'Antonio, santuario internazionale, e la Basilica di Santa Giustina, che ospitano importanti e preziosi reliquie. Il cuore cittadino è rappresentato dal Palazzo della Ragione, sede del municipio, che sorge a pochi passi da Palazzo Bo, punto di riferimento e sede storica dell'università. Padova è anche la città che vanta la piazza più grande d'Europa, il Prato della Valle, caratterizzata da una isola ellittica centrale, l'isola Memmia, circondata da una canaletta, sulle cui sponde si trova un doppio anello di statue con una circonferenza esterna di 1450 metri. Su questo anello, il 25 luglio 1869 si svolse la prima gara ciclistica italiana. 40 anni più tardi, nel 1909, sarebbe stata fondata la Società Ciclisti Padovani.
Rieccoci nuovamente live con le immagini della corsa. Inizia a prendere una certa consistenza l'attacco del terzetto che vedete inquadrato, composto da Marco Loda dell'Aspiratorio Telli, da Nicolò Luciani del Pool Cantù e da Andrea Godizzi della BS Carrera. Hanno un vantaggio in questo momento di 27 secondi su Pietro Tintoni, e è uscito dal gruppo anche il dorsale 172 Emanuele Ferruzzi della Polisportiva Monsumannese, che viene cronometrato a 45 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Il gruppo principale, sempre condotto dalla formazione del leader della classifica generale, ovvero l'Auto Zai Contri, è cronometrato a 58 secondi di ritardo. Quindi una situazione, quando abbiamo superato circa l'85esimo chilometro di gara, quindi ci stiamo velocemente avvicinando anche alle fasi salienti, alle fasi conclusive. Queste immagini dall'alto fanno riferimento alla sede della Polo SPA, sede e anche stabilimento dove tra l'altro è posto il traguardo di questa quarta frazione. Poi avete visto e avete osservato quel terrazzo pensile in cima sul tetto dello stabilimento principale, dove poi verranno realizzate le premiazioni ufficiali al termine di questa frazione. Eccolo qui, già tutto allestito, chiaramente già tutto allestito per dare il giusto riconoscimento, il giusto premio agli atleti e alle società che si sono rese protagoniste di un'altra edizione dopo quella precedente dell'anno scorso, del 2023, che possiamo dire, anche se non è ancora terminata, ha avuto un riscontro veramente molto molto positivo. Quindi ottimo lavoro da parte della Ciclisti Padovani, del presidente Galdino Peruzzo, dei due vicepresidenti Martino Scarso e Alberto Ongarato, e a tutto lo staff chiaramente che si è prodigato per far sì che la situazione, che tutto fosse realizzato al meglio. Ed è giusto in questa ultima giornata ricordare le figure principali, chiaramente il collegio di giuria presieduto da Federica Occhini, i direttori di corsa, con le presenze di direttori di corsa di organizzazione di altissimo livello come Gianluca Negro, Giampaolo Sartori e Nicolò Valentini, tutti i vari coordinatori tecnici, Franceschetto, Colombana, Frangioni, Peruzzo, Dapiran e Fasolo, i servizi logistici con la dottoressa Elisa Micheletto a capo di tutto lo staff medico, coadiuvata anche dal dottor Francesco Pirelli e dal dottor Marco Salmaso, gli speaker ufficiali della manifestazione, Ivan Cecchini e Giada Borgato, le varie forze di polizia e militari, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, che insieme alle scorte tecniche e motostaffette della GM Bike Team hanno consentito e stanno consentendo anche in queste battute finali che tutto si svolga per il meglio. E come non ringraziare anche la squadra di ciclismoweb.net che vi ha fatto compagnia insieme al sottoscritto, che non è solo chiaramente nella realizzazione di tutto ciò, anzi io non realizzo assolutamente niente, vi accompagno nel racconto qui in regia a Cartigliano con il sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto, invece sul posto le nostre due moto ripresa, Moto 1 Silvano Da Rossa alla guida e Andrea Finn alle riprese, Moto 2 con Sante Garlant alla guida e Marco Belli alle riprese, invece il drone gestito dal nostro Andrea Tonin. Abbiamo visto che oggi è già entrato in funzione e lo è entrato anche ieri in funzione, tra l'altro regalandoci delle immagini veramente superlative dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Per queste operazioni e per queste riprese è stata rilasciata un'autorizzazione particolare proprio in occasione del Giro del Veneto e della terza tappa di ieri da Belluno a Feltre da parte delle autorità locali, e quindi ringraziamo ancora per la disponibilità. Continua questa situazione di gara che vedete, che si è insomma per il momento fossilizzata, con i tre atleti al comando, Loda, Luciani e Godizzi. Al loro inseguimento il dorsale 206 Pietro Tintoni, lo vedete sulla destra tutto solo, seguito dalla nostra seconda moto di ripresa. Alle spalle
dei primi tre e dell'inseguitore solitario c'è un altro corridore tutto solo, si tratta del dorsale 172 Emanuele Ferruzzi. Pertanto una situazione in continua evoluzione con un vantaggio per i tre uomini nel comando che nei confronti del gruppo principale continua ad oscillare intorno ai 50-55 secondi. Pertanto una grande bagarre, una grande attenzione da parte della formazione del leader della corsa, l'Autozai Contri, che sta cercando, come vi ho detto, di mettere in sicurezza il risultato per quanto riguarda la classifica generale, ma che ha come obiettivo anche quello di provare a preparare la strada, spianare la strada ad uno sprint per Alessio Magagnotti, uno degli atleti più in vista della categoria juniores, al primo anno nella categoria, che già nella prima stagione ha potuto far vedere le grandi doti e il grande talento di cui dispone. Abbiamo anche qualche intervista da farvi sentire, da farvi ascoltare, però chiedo conferma alla regia, aspettiamo magari di proporle più avanti, esatto, nel momento in cui magari ci sono delle immagini che possiamo evitare di farvi vedere, pertanto vi proponiamo le interviste. Sono state rilasciate delle interviste ad alcuni atleti e anche stamani il nostro Andrea Fin ha raccolto le impressioni di uno dei due vicepresidenti della Ciclisti Padovani, vale a dire Alberto Ongarato, ex corridore professionista, che mette a disposizione la sua competenza tecnica maturata in tanti anni di ciclismo ad altissimo livello e collabora appunto, tra l'altro in qualità anche di vicepresidente, con il consiglio direttivo della Ciclisti Padovani, che è la società organizzatrice di questa manifestazione. Grande caldo, chiaramente, una domenica di luglio particolarmente calda, che necessita di un grande lavoro da parte degli assistenti delle varie squadre nel rifornire i propri atleti di acqua e zuccheri sempre a rapida assimilazione e acqua fresca con cui potersi non solo bere ma anche rinfrescarsi in una giornata particolarmente calda, che vede questi ragazzi di 17 e 18 anni nella quarta giornata di gara al termine di una competizione che li ha messi a dura prova. La prima giornata una gara a cronometro a squadre, che è stata conquistata dall'Autozai Contri, da Padova a Padova, partenza e arrivo in Prato della Valle, la seconda frazione da Cartigliano a Verona, una seconda frazione che doveva essere, secondo le previsioni, adatta ad uno sprint di gruppo e che invece nei due Gran Premi della montagna che erano in programma ha creato una notevole selezione. Sono stati solo 11 gli atleti nella prima frazione con arrivo a Verona e partenza da Cartigliano che hanno avuto la possibilità di giocarsi il successo all'ombra dell'Arena di Verona in Piazza Bra. Ieri la frazione più impegnativa, che come da previsioni non ha assolutamente deluso le attese, da Belluno a Feltre, quindi completamente in provincia di Belluno, era in programma la scalata del Passo Croce Daune che ha esaltato le caratteristiche di Erazem Valiavez, che ha conquistato il successo di tappa dopo aver staccato via via tutti gli avversari proprio lungo i chilometri finali del Passo Croce Daune, ha realizzato un capolavoro anche in discesa e poi ha vinto sul traguardo di Feltre con 40 secondi su Andrea Bessega. Sono anche i due corridori che occupano le prime due posizioni della classifica generale e che sono partiti stamani appunto con questi distacchi, con questa differenza, 44 secondi per questa ultima frazione. Sulla sinistra sempre il terzetto di testa, sulla destra invece un quartetto che è all'inseguimento, che si sono via via messi insieme all'inseguimento del terzetto di testa con un ritardo di 37 secondi. Il quartetto è composto dal dorsale 43 il Reno Polania Martin Santiago del team Giorgi, con il dorsale 202 Alessio Faccani, team General System. Hanno raggiunto Pietro Tintoni, dorsale 206, sempre team General System, che tutto solo stava provando a rientrare. Si è aggiunto a questi tre anche il dorsale 265, 265, Paolo Nica del team Ecotec.
Quindi sulla destra il terzetto al comando, sulla sinistra, sulla destra il quartetto all'inseguimento, cronometrato con 36 secondi di ritardo. Il gruppo principale, che vediamo inquadrato in questa bella immagine dal drone, viene cronometrato con 51 secondi di ritardo. Pertanto situazione ancora in evoluzione e assolutamente non definita. Vedete anche la forte andatura che sta imprimendo in testa al gruppo l'Autozai Contri, contribuisce a mettere in lunghissima fila indiana il gruppo principale. Siamo al chilometro, abbiamo superato da poco il 90° chilometro di gara, quindi mancano circa poco più di 35 chilometri al traguardo finale, poco più di due giri del circuito di 16 km e 100 metri che i corridori ripeteranno. 3 passaggi li hanno già fatti, 3 giri li hanno già fatti per altre 2 tornate, caratterizzata dall'ascesa a Monte Sereo. Ecco il passaggio sulla linea del traguardo, i 3 corridori al comando. Tra poco verrà loro indicato che mancheranno 2 giri al termine, i 3 corridori al comando, li vediamo: Loda, Luciani e Godizzi. Il passaggio sulla linea del traguardo con Marco Loda dell'Aspiratorio Telli in terza posizione, in seconda posizione con la maglia rosa Nicolò Luciani del Pool Cantù, in prima posizione al passaggio sul traguardo. Ora si sta invece mettendo in terza a ruota, dopo aver fatto il suo turno di lavoro in testa al terzetto, Andrea Godizzi della BS Carrera. BS Carrera che ha conquistato un successo con Alessandro Milesi nella seconda frazione, con arrivo a Verona. Quindi fino a questo momento, sulle 3 tappe che si sono disputate, 2 successi dell'Autozai Contri, il primo nella cronometro a squadre, il secondo ieri con Erazem Baliavez, e il successo di Alessandro Milesi nella seconda frazione. Quindi queste 2 formazioni hanno fino a questo momento monopolizzato la corsa. Oggi dovrebbe esserci, a meno di imprevisti, un ulteriore successo di Erazem Baliavez e quindi dell'Autozai Contri nella classifica generale. Diventa abbastanza, diciamo così, un po' un esercizio troppo fantasioso pensare che possa accadere qualcosa in questi ultimi 32 chilometri, però insomma staremo a vedere ciò che accadrà. Certamente non ci sarà vita facile per la formazione veronese, per il suo leader, e capiremo anche se ci sarà una nuova formazione che andrà a centrare il successo di tappa o se invece sarà proprio Alessio Magagnotti, lo sprinter dell'Autozai Contri, a centrare il successo. Vedremo, c'è tanta abbondanza anche dal punto di vista dei corridori veloci. Bene, la situazione che vede al comando il terzetto è all'inseguimento un quartetto che sta pedalando con 36 secondi di ritardo. Attendo indicazioni dalla regia, che ho sentito hanno aperto per un attimo l'audio. Perfetto, allora tra poco sono pronte anche le interviste che vogliamo proporvi, e dopo le interviste come contributi abbiamo ancora la cartolina della sede di arrivo, vale a dire di Teolo. Qui siamo a Selve di Teolo, una frazione, ma Teolo, per chi va in bicicletta e per chi è di Padova, di questa zona del Veneto, è un totem, chiamiamolo così, un Moloch, cioè chi inizia ad andare in bicicletta la prima salita che va a fare qual è? Teolo. Insomma, oggi non si arriva in salita proprio al centro del paese di Teolo, una delle salite classiche dei Colli Ugani, ma a Selve di Teolo, quindi una frazione del comune di Teolo, di fronte alla sede della Polo SPA, di cui è presidente Galdino Peruzzo, che è allo stesso tempo anche il presidente della Ciclisti Padovani e uno degli sponsor, se non lo sponsor principale di questa manifestazione. Attendiamo ancora qualche minuto prima di andarvi a proporre le interviste agli atleti e ad Alberto Ongarato, che sono state registrate stamani a Padova nella sede di partenza. Dopo ancora, come vi ho già anticipato, la cartolina di Teolo, curata anche questa in modo magistrale dalla nostra Romina Disconzi. Nel frattempo i 3 corridori al comando hanno un vantaggio di 34 secondi sul quartetto al loro inseguimento. Il gruppo
gruppo principale, che nelle immagini dall'alto abbiamo visto in lunghissima fila indiana, è cronometrato a 43 secondi di ritardo. Questo al 94esimo chilometro, pertanto sul passaggio sulla linea del traguardo, quindi una situazione che a breve dovrebbe vedere il ricongiungimento da parte del gruppo principale nei confronti del quartetto all'inseguimento del terzetto, che continuiamo a vedere inquadrato. Quartetto composto da Reno Polania Martin Santiago, da Alessio Faccani, da Pietro Tintoni e da Paolo Nica, che li vedete nelle immagini sulla destra, praticamente sentono ormai il fiato dell'avanguardia del gruppo che sta arrivando su di loro. Pertanto tra poco avremo una situazione di gruppo compatto all'inseguimento del terzetto che vedete sulla sinistra, quindi non più un quartetto all'inseguimento, ma il gruppo compatto, e vedremo se ci sarà buon gioco da parte della Contri Autozai, che sta tra l'altro gestendo questo inseguimento in modo, mi permetto di dire, molto equilibrato e molto opportuno. Insomma, non mi permetto di dire intelligente o meno, molto opportuno. Perché? Perché tutti sono consapevoli che tra le loro fila c'è appunto Alessio Magagnotti, che è uno dei velocisti, se non il velocista principale di questa manifestazione e della categoria juniores in questa stagione 2024, pertanto consapevoli che se andassero troppo veloci e troppo presto al ricongiungimento ci sarebbero altri atleti che potrebbero e che sicuramente scatterebbero e tenterebbero di prendere il largo. Siccome tutta la responsabilità è sulle loro spalle, stanno procedendo nell'inseguimento calcolando proprio le tempistiche giuste per provare ad arrivare sul terzetto di testa solo ed esclusivamente nel corso dell'ultima tornata. Pertanto una situazione particolarmente favorevole per i ragazzi dell'Autozai Contri, che con le loro capacità atletiche ma anche di saper gestire la tattica insieme al loro direttore sportivo Fausto Boreggio, che approfittiamo tra l'altro per salutare, direttore sportivo di grandissima esperienza, di lunga data, e tra l'altro che ha lavorato in tantissime formazioni, oltre ad essere stato un ottimo corridore in carriera, stanno gestendo in modo molto opportuno questa situazione. Nel frattempo, un altro dato che ci fa capire in una giornata così calda come stiano interpretando questa frazione gli atleti: la media dopo 2 ore di gara, pensate, 45,600. Una giornata caldissima, siamo abbondantemente sopra i 30 gradi, impostata fin dall'inizio con questo ritmo, diciamo così, molto molto vivace. Ora all'inseguimento, con il dorsale 263, vedo Matteo Dognini che però si rialza opportunamente perché il gruppo è alle sue spalle. Tra l'altro il gruppo ha ripreso, ormai è ufficiale, i 4 che si erano sganciati e che erano tra il terzetto di testa e il gruppo principale, e viaggia in questo momento con un ritardo di 25 secondi nei confronti del terzetto che vedete sulla sinistra. Terzetto che, ricordo ancora, composto da Marco Loda, da Nicolò Luciani e da Andrea Godizzi. Marco Loda, gruppo sportivo Aspiratori Otelli; Nicolò Luciani, Pulcantù; Andrea Godizzi, BS Carrera. 3 atleti che ho come l'impressione non abbiano più quella determinazione che avevano fino a qualche chilometro fa, evidentemente informati che il gruppo si sta avvicinando. Siamo ormai al 100° chilometro di gara, quindi mancano meno di 30 chilometri al traguardo, e il vantaggio che rimane ai 3 corridori che vediamo inquadrati è di soli 22 secondi, quindi il gruppo sta rinvenendo velocissimo alle spalle del terzetto di testa quando siamo al 100° chilometro di gara. Tra poco, ecco, qui si gira a sinistra e si va ad attaccare la salita di Monte Sereo, questa salita di 1900 metri con una pendenza media del 4,7%, è la penultima scalata a Monte Sereo, poi ci sarà un ultimo passaggio e nel corso del prossimo passaggio sarà posto il secondo Gran Premio della Montagna di giornata, ultimo Gran Premio della Montagna di questa edizione del Giro del Veneto. Sta arrivando anche il gruppo alla deviazione e questa curva sulla sinistra, sempre con gli uomini della
Autozai Contri nelle prime posizioni, a fare il ritmo, a tenere cucito il gruppo e a gestire il ritardo nei confronti del terzetto che vediamo inquadrato. Quindi non ci sarà il Gran Premio della Montagna a questo passaggio. Il Gran Premio della Montagna ci sarà al prossimo, ce n'è già stato uno, al primo dei 5 passaggi in programma, ed è stato conquistato da Tommaso Quaglia che è anche colui che indossa la maglia beige sponsorizzata da Cherry Bank, che evidenzia appunto il leader di questa speciale classifica, il Gran Premio della Montagna, Tommaso Quaglia del team Giorgi. La maglia rossa della Polo SPA è sulle spalle di Erazem Valjavec, Autozai Contri, anche la maglia viola giordana della classifica a punti è sulle spalle di Erazem Valjavec, ma in realtà la sta portando Andrea Bessega. La maglia arancione sulle spalle stamani di Marco Merola e la maglia verde Gel Group di miglior giovane di Giacomo Rosato. Nel frattempo c'è stato il ricongiungimento, quindi gruppo compatto, gli uomini dell'Autozai Contri proprio in vista della sommità di Monte Sereo sono arrivati sul terzetto al comando ad altissima velocità. Ultimo dato di questa giornata, con il numero rosso 3B in pianti, David Zanutta, sfortunatissimo, team Tiepolo Udine, ieri terzo sul traguardo, quindi dimostrando grandi doti di scalatore, sfortunatissimo perché nella seconda frazione con arrivo a Verona purtroppo ha perduto contatto rispetto agli 11 a causa di una banale caduta. Allora direi ora di andare ad ascoltare il primo blocco di interviste raccolte dal nostro Andrea Finn, che riguardano 3 atleti particolarmente attesi oggi, Consolidani, Fracasso ed Alessandro. Prego la regia. Leonardo Consolidani, Work Service Team Coratti, tra i grandi protagonisti di questo Giro del Veneto. Sei sempre stato tra i più attivi in corsa, oggi l'ultima tappa. Cosa ci dobbiamo attendere? Ma sicuramente una tappa particolare perché non troppa salita, quasi completamente piatta, però cercheremo comunque di fare il nostro. Abbiamo un velocista in squadra, quindi prevalentemente lavoreremo per lui e stando sempre attenti per la generale perché comunque è sempre una tappa da correre, quindi si può ancora ribaltare qualcosa. Ieri Valjavec è stato incontenibile per tutti. Sì, ieri ha avuto una gran gamba, sono contento per lui, ha fatto veramente un garone. Un po' non troppo contento per la mia prestazione, però alla fine ho dato tutto, quindi ottimo così. Nel complesso però fin qui è stato un buon Giro del Veneto per te. Ma sì, l'abbiamo gestito abbastanza bene già dal primo giorno della Tona Squadre. Sono contento, sì, sono abbastanza contento, alla fine sono sempre piazzamenti buoni e quindi andiamo avanti. Riccardo Fabbro, Industrial Forniture Moro CEG Capital, oggi al via dell'ultima tappa del Giro del Veneto. Sulla carta è una tappa per ruote veloci, sarà così? Sì, cercheremo di portarcela in volata e anche di portare a casa la maglietta dei traguardi volanti con il nostro compagno. A Verona è riuscita ad arrivare la fuga, oggi c'è comunque qualche saliscendi, sarà una corsa da controllare e da gestire. Sì, ci sono molte squadre che controllano la gara, soprattutto anche la nostra squadra, e come ho detto prima cerchiamo di portarla in volata e conquistare la gara. Tante le ruote veloci in gruppo, chi ti aspetti di trovare negli ultimi metri a spalleggiare con te? Magari Magagnotti che arriva dalla pista e forse anche Filippo Cetolini. Bene, ritorniamo in studio dopo aver ascoltato le considerazioni di Consolidani e di Fabbro. Consolidani tra l'altro che occupa la 6ª posizione in classifica generale, 1 minuto e 49 di ritardo da Valjavec, e però oggi insomma attenzione alla sua classifica generale, ma attenzione anche a cercare di porre nelle migliori condizioni possibili un compagno di squadra per cercare di sprintare. Andiamo ad ascoltare anche l'intervista concessa da Andrea Finn e da Alberto Ongarato, appunto uno dei 2 vicepresidenti della Ciclisti Padovani, che molto probabilmente farà una sintesi di questa edizione. Prego la regia. Mattia Fracasso della Faizanè CSZ Sandrigo Bike, uno dei primi anni tra le sorprese più interessanti della Belluno Feltre. Ieri una tappa molto buona per te. Sì, è stata una tappa molto buona, la condizione era ottima, è stata un po' la rivendicazione dal giorno prima della caduta, prima del Castelcerino, che è stato un po' tagliato fuori dai primi, però dai, è stata una bella gara. Oggi ultima tappa di questo Giro del Veneto, sicuramente sei pronto a dare il massimo. Sì, certo, perché sono il secondo in classifica, cerco di prendermi la prima posizione dei giovani e magari entrare a top 10 della generale. E quindi si prevede una tappa scoppiettante anche oggi? Mi sa proprio di sì.
Nicolò D'Alessandro, SC Fagnano Nuova, una delle sorprese più belle di questo Giro del Veneto. Alla partenza dell'ultima tappa sei ad appena un secondo dal podio. Te lo aspettavi? Ma onestamente sì, sapevo di arrivare qui bene ed era anche uno degli obiettivi stagionali. Il terzo posto è un secondo e oggi bisogna provarci. Oggi c'è qualche saliscendi, ma sarà una tappa sicuramente molto combattuta. Hai già fatto il piano d'attacco? Piano d'attacco no, diciamo che la salita che c'è non è una vera salita ma è uno strappetto. Bisogna provare quando magari qualcuno non se lo aspetta o nei momenti più calmi della corsa. Senti, dopo la fine del Giro del Veneto alziamo lo sguardo. Cosa ti aspetta nel fine stagione di questo 2024? Adesso subito dopo il Giro del Veneto mi aspetterà un po' di riposo, andiamo in vacanza e ripartirò dopo questa vacanza, riparto con le corse e si tirerà fino a stagione. Bene, vi siete accorti da soli che non si trattava di Alberto Ongarato, ma vi promettiamo che ve la faremo ascoltare, ma si trattava di Fracasso e di D'Alessandro, tra l'altro D'Alessandro quarto in classifica generale, 1,36 il suo ritardo dal leader, da Valiavez. Nel frattempo c'è stato il gruppo compatto, c'è stato il passaggio al Gran Premio della Montagna, il 102esimo chilometro, con Tommaso Anastasia dell'Autozai Contri che è transitato in prima posizione davanti a Tommaso Quaglia, il team Giorgi, in terza posizione Lorenzo De Longhi della Gottardo Giochi Caneva. Pertanto situazione di gruppo compatto, lunga fila indiana, continua ad esserci altissima velocità perché nel frattempo chiaramente ci sono corridori che tentano di prendere il largo, diciamo che molto probabilmente sarebbe stato più opportuno continuare con una gestione del ritardo nei confronti del terzetto che era al comando in precedenza, formato da Loda, da Luciani e da Godizzi, perché come vedete aver preso troppo presto i tre uomini al comando significa dare il là ad altri tentativi, ma evidentemente insomma, non c'è stata quella capacità di gestire questa situazione. Ora questo però ci permette dal punto di vista dello spettacolo di seguire questi ultimi 25 chilometri che saranno particolarmente combattuti. Qui siamo nelle retrovie in coda al gruppo con corridori appunto che sono posizionati in coda al gruppo principale con questo passaggio in un centro abitato con la lunghissima fila indiana perché l'andatura continua ad essere altissima. Altri scatti in testa al gruppo e con il dorsale 111 si rivede Andrea Godizzi che è stato in fuga anche in precedenza, quindi ci riprova il portacolori della BS Carrera con un uomo della Borgomolino Vigna Fiorita in seconda posizione. Con il dorsale 26 si tratta di Thomas Turri che contribuisce anche lui a vivacizzare con la propria trainata. Poi c'è il dorsale numero 72, si tratta di Lorenzo De Longhi, ma vedete che il gruppo fa buona guardia, pertanto non c'è spazio, siamo al chilometro 108, quindi ne mancano meno di 20 al traguardo e la situazione è una situazione di gruppo compatto e la responsabilità maggiore continua ad essere sulle spalle della formazione del leader, vale a dire l'Autozai Contri, che potrebbe in questo frangente anche rimanere più tranquilla perché insomma, è in cassaforte il risultato finale, ovvero Erazem Valiavez ha un vantaggio di 44 secondi su Andrea Bessega, nemmeno se Andrea Bessega vincesse la tappa e Valiavez non arrivasse nei primi tre, quindi Bessega prendesse 10 secondi di buono, capite che non sarebbero sufficienti, però gli uomini di Fausto Boreggio e del presidente Enrico Mantovanelli, vale a dire gli atleti dell'Autozai Contri, hanno anche come obiettivo quello di lavorare per cercare di arrivare con il gruppo compatto e mettere in quel caso nelle migliori condizioni possibili il loro velocista Alessio Magagnotti. 20 km al traguardo in questo momento, anche la grafica ci viene in aiuto e continua questo straordinario lavoro da parte degli uomini dell'Autozai Contri che fin dalla partenza, che c'è stata alle ore 11, la partenza ufficiosa da via 13 febbraio di fronte al municipio di Padova, poi la partenza ufficiale
alle 11:10 dopo 7 km, 6 km 800 metri di trasferimento in località Sarmeola di Robano, lungo la strada regionale 11, e fin dalla partenza c'è stato un ritmo molto molto elevato. Pensate che la media dopo 2 ore di gara è abbondantemente superiori, 45 km orari, esattamente 45 e 600 in questa giornata caldissima, è un dato assolutamente non banale. E vedete che situazione di gruppo compatto, ma gruppo sempre costantemente in lunga fila indiana. Ora il portacolori dell'Autozai Contri in testa al gruppo ha alzato la mano per richiamare l'attenzione dei propri compagni di squadra. C'è un attacco non appena la velocità è diminuita di un uomo della Borgomolino Vigna Fiorita con un uomo dell'Autozai Contri proprio sulla sua ruota, quindi queste due formazioni si marcano a uomo, potremmo dire, si marcano a uomo per cercare chiaramente i primi di creare dei problemi, i primi Borgomolino Vigna Fiorita per creare dei problemi alla formazione Autozai Contri che ha la responsabilità di controllare, i secondi Autozai Contri per cercare di inibire tutti questi tentativi e andarli a stoppare sul nascere, soprattutto quei tentativi che vengono dalla formazione trevigiana della Borgomolino Vigna Fiorita, nelle cui fila milita il secondo della classifica generale Andrea Bessega, che è partito stamani con un ritardo di 44 secondi da Valiavez. Sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra la coda del gruppo. Testa della corsa che è la testa del gruppo principale, sulla destra la coda del gruppo, quindi improprio dire inseguitori, entrambe le immagini sono atleti che fanno parte dello stesso gruppo, sulla sinistra chi sta pedalando in testa al gruppo, sulla destra chi sta pedalando in fondo al gruppo. Pertanto situazione di gruppo compatto, velocità che continua ad essere altissima, striscione dell'ultimo chilometro prima dell'ultimo passaggio sulla linea del traguardo, ovvero penultimo, perché al prossimo giro vivremo l'arrivo finale, suonerà la campana per i corridori, numero 1 nel cartello, pertanto mancheranno gli ultimi 16 km e 100 metri prima di conoscere il vincitore di questa quarta e ultima frazione e prima di celebrare anche i vari atleti che conquisteranno le varie classifiche che sono in programma. Vi ricordo sono ben 5, la classifica generale a tempi, maglia rossa, sponsorizzata da Polo SPA, classifica del Gran Premio della Montagna, maglia beige, sponsorizzata da Cherry Bank, classifica dei giovani, maglia verde, sponsorizzata da Gel Group, classifica maglia arancione, classifica dei traguardi volanti, sponsorizzata da Salumificio Fratelli Coati SPA, e poi la maglia viola della classifica a punti, sponsorizzata da Maglificio Giordana. Queste le 5 maglie, queste le 5 classifiche che verranno premiate, oltre naturalmente al vincitore di tappa che conosceremo tra circa poco più di 20 minuti, 16 km e 100 metri ancora da percorrere, passaggio proprio sotto lo striscione d'arrivo. La nostra seconda motoripresa lascia spazio a questa bella immagine dal drone, si ferma perché diventerà la telecamera fissa sul traguardo e ci aiuterà a seguire lo sprint finale. Vedete il gruppo allungatissimo perché la velocità continua ad essere molto molto elevata. Direi a questo punto, visto che abbiamo ancora la cartolina di Teolo da far vedere, l'intervista finalmente, mi viene da dire, di Alberto Ongarato, direi, se la regia è d'accordo, intanto di mandare la cartolina di Teolo, e poi ci giochiamo l'intervista lungo la salita di Monte Sereo, l'intervista ad Alberto Ongarato. Prego, con la cartolina di Teolo. Il traguardo finale del Giro del Veneto Juniores sarà fissato a Teolo. Immerso nei suggestivi Colli Euganei, Teolo offre una varietà di paesaggi e percorsi outdoor che soddisfano le esigenze di ogni atleta. I maestosi rilievi collinari come il Monte della Madonna e la Rocca Pendice offrono sfide e panorami emozionanti per gli amanti del trail running e del trekking. Sentieri panoramici, boschi incantevoli e paesaggi in mozzafiato la rendono una delle terrazze più suggestive dei Colli Euganei.
Le antiche rovine di Castelnuovo e le testimonianze archeologiche sul Monte della Madonna parlano di un passato affascinante. L'abbazia di Praglia, un vero gioiello storico che ospita la Biblioteca Nazionale e la Basilica Minore di Santa Maria Assunta, è ancora oggi un centro culturale di culto in grado di attrarre visitatori da tutte le parti del mondo. Ad ospitare la linea del traguardo di Teolo sono gli stabilimenti della Polo Ristorazione SPA, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari e no food per la ristorazione in quasi tutto il territorio nazionale. Nata nel 1979, ha iniziato fin da subito un percorso quotidiano con fornitori e clienti per essere un punto di riferimento nella ristorazione. Una struttura unica al mondo che lavora a meno 25 gradi in maniera completamente automatizzata, che garantisce la tracciabilità dei prodotti e consegna gli ordini in appena 12 ore. Perfetto, dopo la cartolina curata ancora una volta in modo magistrale dalla nostra Romina Disconzi, direi di andare ad ascoltare l'intervista rilasciata stamani alla partenza da Alberto Ongarato al nostro Andrea Finna. Prego la regia. Alberto Ongarato, una grande esperienza tra i professionisti, oggi vicepresidente del SC Padovani, un Giro del Veneto che sin qui ha regalato spettacolo, emozioni e anche alcune indicazioni tecniche davvero interessanti. Sì, è stato un Giro del Veneto, la seconda edizione, bello, impegnativo da parte nostra perché abbiamo toccato città nuove, siamo arrivati a Verona, siamo partiti da Belluno, arrivati a Feltre, oggi siamo a Padova, in centro di Padova, dobbiamo ringraziare il comune di Padova e chiaramente l'assessore Bonavina perché ci dà le possibilità di partire dal centro della città e anche la prima tappa è stata fatta in Prato della Valle. Io penso che per i ragazzi sia stato un momento molto bello perché è stato creato un evento di un livello molto alto, forse anche troppo per questa categoria, quindi tutti i partecipanti si sono goduti un momento, 4 giorni di grande ciclismo. Il nostro compito era questo, era far sì che questi ragazzi che comunque fanno tanti sacrifici possano passare 4 giorni di vero ciclismo. Un'ultima tappa, quella che ci attende quest'oggi, che sulla carta è adatta alle ruote veloci, ma ci sono ancora tante cose da sistemare in classifica generale per le maglie, quindi gli attacchi non mancheranno. Guarda, secondo me oggi in teoria, come hai detto bene, sulla carta è la tappa più semplice, aperta ai velocisti, però comunque la classifica è ancora molto stretta. Teniamo presente che i ragazzi vengono da 3 giorni impegnativi, perché ieri hanno fatto una salita di 10 km, il giorno prima la tappa di Verona è stata impegnativa, quindi secondo me oggi il percorso è semplice, ma io vedo grande battaglia anche oggi. Bene, vedremo se Alberto Ongarato nell'intervista rilasciata stamani alla partenza al nostro Andrea Fina avrà ragione o meno. Nel frattempo siamo ritornati in gara, in testa alla corsa, vedete che continuano a susseguirsi quando mancano circa una decina di chilometri dal traguardo, scatti e controscatti, dorsale 95 e dorsale 193. Questi sono i 2 uomini che hanno un centinaio di metri di vantaggio nei confronti del gruppo al loro inseguimento. Dorsale 95 si tratta di Cristian Sanfilippo del Pool Cantù e con il dorsale 193 abbiamo esattamente, 293, scusatemi, Nicolò Melini della Ausonia Pescantina. Quindi questi sono i 2 atleti che stanno cercando di sorprendere il gruppo. Sta arrivando un terzo corridore, BS Carrera, è sempre lui con il dorsale 111, un particolarmente attivo Andrea Godizzi, che si sta portando in bello stile e con una efficace azione sulla coppia al comando. Quindi una situazione che vede ancora una volta un terzetto composto da Cristian Sanfilippo, da Nicolò Melini e da Andrea Godizzi. Questo è il terzetto in testa alla corsa quando mancano meno di 10 km ormai al traguardo, 100 metri il loro vantaggio sul gruppo, quindi una situazione che continua ad essere in continua evoluzione. Ci si sta avvicinando alla ultima scalata a Monte Sereo, che è l'asperità che caratterizza questo circuito finale. Vedete che il loro vantaggio
è ancora diminuito, nel senso che tra poco ci sarà il ricongiungimento, perché San Filippo, Mellini e Godizzi hanno praticamente l'avanguardia del gruppo alle loro spalle, quindi molto probabilmente si andrà ad attaccare l'ultimo passaggio su Monte Sereo, questa salita di 1900 metri con una pendenza media del 4,7%, con una situazione di gruppo compatto o quasi, quindi capiremo se durante questi 1900 metri ci sarà qualcuno che sarà in grado di provare a fare la differenza e poi tentare chiaramente di arrivare al traguardo di Selve di Teolo. Al passaggio su Monte Sereo, l'ultimo passaggio a Monte Sereo, allora vi do il chilometraggio, ci mancano circa 7 chilometri al traguardo. Si è iniziato a salire con San Filippo che prova ad allungare, ha lasciato sul posto Mellini e Godizzi, che nel frattempo sono stati raggiunti dall'avanguardia del gruppo, quindi San Filippo della Pool Cantù prova a a continuare nella propria azione, ma vedete che il suo vantaggio è veramente esiguo nei confronti di un gruppo dove, in testa al quale si stanno già organizzando le varie formazioni dei corridori veloci, dei corridori che proveranno oggi a conquistare questo successo di tappa. Non abbiamo assistito finora a nessun arrivo a ranghi compatti, doveva essere la seconda frazione, quella che partiva da Cartigliano e che arrivava a Verona, una frazione adatta ai velocisti, ma chi ci ha seguito sa bene che in quell'occasione ad andarsi a giocare il successo fu un piccolo gruppo di 11 atleti, pertanto oggi potrebbe essere l'unica e ultima occasione per i velocisti di lasciare il segno in questa edizione del Giro del Veneto. Continuano gli scatti in prossimità del culmine della salita di Monte Sereo. Io direi a questo punto, dalla regia mi indicano che è arrivato il momento anche di andare in pubblicità, però state con noi perché presto ritorniamo per vivere insieme i chilometri finali.
Il bello del ciclismo è che attraverso le gesta dei propri protagonisti riesce a raccontare tante storie e un intero territorio. Sei anche tu un organizzatore, perché non fai vedere la tua corsa in TV e sul web? AFC Media SRL è pronta per offrirti tutti i servizi necessari per la produzione video e per la sua distribuzione. Extra ciclismo, ciclismo web, sintesi, dirette con il commento da studio e i collegamenti sul campo. Insomma, le possibilità sono davvero tantissime. Non perdere tempo, scrivi ad AFC Media SRL. Rieccoci con le immagini dopo questo blocco pubblicitario, siamo veramente alle battute finali, immagini che ci provengono sempre dall'alto, ovvero dal nostro drone gestito da Andrea Tonin, che sta andando alla ricerca dei corridori che sono impegnati negli ultimi chilometri. Ritorniamo in testa alla corsa con le immagini appunto dalla corsa, con un terzetto che nel frattempo è riuscito a prendere leggermente il largo. Mancano 5 km circa al traguardo, con questo terzetto che di cui tra poco andremo a darvi conto. Si tratta con il dorsale 116, 172, con il 116 abbiamo il portacolori della BS Carrera, si tratta di Davide Quadriglia. Con il dorsale 172 abbiamo Emanuele Ferruzzi della Polisportiva Monsumannese, eccoli qua, e il terzo è Stefano Sacchet della Gottardo Giochi Caneva. Siamo a 5 km dal traguardo. Questi tre uomini hanno un vantaggio che, attenzione, siamo al passaggio a Montemerlo, un vantaggio di circa 200 metri nei confronti dell'avanguardia del gruppo, ma siamo all'interno degli ultimi 5.000 metri di gara. Pertanto vedete come Davide Quadriglia si sia impegnato in questa tirata. Ora ha dato il cambio a Stefano Sacchet della Gottardo Giochi Caneva, e poi col 172 in seconda posizione sulla ruota di Sacchet Emanuele Ferruzzi della Polisportiva Monsumannese. Tre atleti che hanno ben chiaro ciò che devono fare, ovvero andare a tutta, provare ad andare a tutta fin sul traguardo. 150 metri viene ufficializzato anche da Radio Corsa, mentre mancano 4.000 metri al traguardo, il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Cartello dei 4 chilometri, in evidenza anche per i tre uomini al comando, Sacchet, Quadriglia, Ferruzzi. Il loro vantaggio, questi 150 metri, sono stati cronometrati in 5 secondi, la differenza ufficiale. Vedete lì in fondo questa immagine proposta dalla nostra motoripresa 1, guidata con Andrea Fina alle riprese, guidata da Silvano Daros, che ora si allontana dal terzetto di testa perché il gruppo sta arrivando a fortissima velocità, ed è chiaramente importante non andare ad interferire in ciò, nell'impegno e nelle dinamiche della corsa. Il nostro moto si pone in questo momento alla ruota del terzetto, lanciatissimo questo terzetto verso il traguardo. Ecco, questa difficoltà da parte del gruppo, mentre mancano 3.000 metri al ricongiungimento, è da ricondurre veramente al grande affiatamento, al grande impegno, alla grande determinazione che tutti e tre i corridori, Sacchet, Quadriglia e Ferruzzi, stanno ponendo in questo importante tentativo. Importante che iniziano eventualmente il più in là possibile le normali, diciamo così, scaramucce quando si avvicina al traguardo. Nel frattempo aumenta il loro vantaggio. Radio Corsa comunica che è salito a 12 secondi, quindi i 5 secondi che avevano di vantaggio in meno 4 sono diventati 12 e in meno 3. Si fa consistente e aumentano le probabilità. Ora c'è Emanuele Ferruzzi che è il primo a saltare i cambi. Ecco, operazione che questa
Questa forse è iniziata un po' troppo presto. Ampia rotonda con Stefano Sacchette in prima posizione. No, scusate, non si tratta di Sacchette, ma si tratta di Quadriglia, mentre Sacchette si deve impegnare perché Emanuele Ferruzzi evidentemente non ha da un lato più le gambe di prima e sta cercando, con le poche energie che sono rimaste, di gestirle al meglio, cercando di sfruttare il lavoro dei due compagni di fuga, Sacchette e Quadriglia. Vediamo da questa immagine dall'alto se riusciamo a capire anche se il gruppo si sta avvicinando. Mancano 2000 metri al traguardo, attenzione perché si fa particolarmente consistente questo tentativo. Il gruppo evidentemente ha sottovalutato questa azione che in questo momento ormai da 1 chilometro abbondante non può più contare sulla collaborazione di Emanuele Ferruzzi, ma sia Sacchette che Quadriglia invece sono assolutamente convinti e determinati. Vediamo in questa curva il gruppo è vicinissimo, saranno un centinaio di metri, quindi non ci si può assolutamente distrarre, stiamo arrivando agli ultimi 1000 metri di gara, con il terzetto formato da Sacchette, Quadriglia e Ferruzzi ancora in testa e davanti a tutti. Il loro vantaggio sta lentamente ma inesorabilmente diminuendo. Vedete la lunga fila indiana del gruppo principale che sta arrivando sui 3 uomini al comando, che dovrebbero essere ormai molto vicini all'ultimo chilometro. Immagini queste dall'alto. Ecco, in questo momento stanno transitando sotto l'arco dell'ultimo chilometro con un vantaggio che è di circa 30-40 metri, non di più. Tra poco, a breve, ci sarà il ricongiungimento, quindi situazione di gruppo compatto negli ultimi 800 metri di gara. Siamo già nel rettilineo finale. Ha avuto buon gioco ancora il lavoro e la forza del gruppo nell'andare a ricomporre la situazione. Prepariamoci a seguire questo sprint particolarmente emozionante tra i tanti velocisti che sono impegnati in questa edizione del Giro del Veneto. Da queste immagini dall'alto si fatica chiaramente a capire che tipo di situazione sta evolvendo. Ci dovremmo affidare, ecco, ora siamo con le telecamere fisse, con gli uomini della Contri Autozai in prima posizione, ed è proprio Valiavez, il leader della corsa, che è impegnato in prima persona nel lanciare lo sprint di Alessio Magagnotti. Vediamo se sarà il trentino dell'Autozai Contri a sfrecciare per primo. Eh sì, è proprio lui, in modalità imperiale, imperioso, lo sprint di Magagnotti, Alessio Magagnotti, che va a conquistare il successo, quindi terzo successo parziale per la Contri Autozai, per l'Autozai Contri. Questa è la denominazione corretta e le rispettive posizioni anche degli sponsor, e Autozai Contri che conquista anche il successo nella classifica generale con Erazem Valiavez. Veramente volata imperiale da parte di Magagnotti. Ora attendiamo anche le posizioni di rincalzo alle spalle di Magagnotti. Chiaro il suo successo naturalmente, nessuna discussione. Tra poco avremo anche indicazioni sulle posizioni alle spalle di Magagnotti, che non ha assolutamente disatteso le previsioni, il pronostico, andando a vincere sul traguardo di Selve di Teolo con uno sprint veramente straordinario. Ancora una volta testimonianza di forza, di spunto veloce, di capacità di diciamo così, essere nella posizione giusta nel momento giusto, coadiuvato anche da una squadra che non ha fatto mancare il proprio appoggio. Oggi doppio appuntamento per gli uomini della Autozai Contri. C'era bisogno di difendere chiaramente la prima posizione in classifica generale di Valiavez e poi cercare il successo appunto con Magagnotti. Tra l'altro lo stesso Valiavez si è messo a disposizione del compagno di squadra, perché nell'ultimo chilometro era proprio lui che andava ad aiutare e a lanciare lo sprint. Arrivano altri corridori che nel frattempo avevano perso contatto
e stanno tagliando il traguardo, anche per loro fatica finita in questa caldissima domenica di luglio e anche in questa edizione straordinaria del Giro del Veneto, ancora una volta organizzato in modo impeccabile dalla Società Ciclisti Padovani. Un Giro del Veneto che non ha assolutamente disatteso le previsioni che vedevano, qui rivediamo lo sprint, attenzione, con Magagnotti che vince nettamente e ha la possibilità di alzare in seconda posizione un atleta della Industrial e in terza posizione un atleta della Borgo Molino. Io direi a questo punto, in attesa che arrivino i risultati ufficiali, di andare con un nuovo blocco pubblicitario e poi arriveranno anche i contributi e le interviste di Andrea Fin dalla Traguardo. Prego la regia. Bene, ritorniamo in studio per il risultato ufficiale di questa quarta e ultima frazione da Padova a Selve di Teolo, con il successo di Alessio Magagnotti, Autozai Contri, in seconda posizione Riccardo Fabbro, Industrie Forniture Moro CEG Capital, in terza posizione Filippo Cettolin della Borgo Molino Vigna Fiorita, e poi a seguire Andrea Stefanelli, Riccardo Darios, Melsanni Drizzi, Matteo Baldini, Samuele Massolin, Lorenzo De Longhi e Diego Parmigiani. Questa è la classifica di tappa delle prime 10 posizioni. Stiamo attendendo che arrivino anche i contributi per quanto riguarda le interviste dei protagonisti. Vedo già sullo schermo una bella immagine con Valiavez, con Magagnotti, il presidente Enrico Mantovanelli felicissimo tra i suoi due campioncini, e molto probabilmente vicino a loro c'è anche il nostro Andrea Fin che li sta inquadrando e che fra poco andrà ad intervistarli. A te la linea, Andrea.
Alessio Magagnotti, puntavi a Verona ma è arrivato il traguardo di Teolo, una vittoria importante che suggella un Giro del Veneto per voi davvero straordinario. Sì, è stato un Giro del Veneto straordinario, abbiamo vinto 3 tappe su 4 e non ci aspettavamo di fare così bene. Oggi abbiamo fatto un lavoro eccezionale comunque anche in tutti i giri bassi, perché abbiamo sempre chiuso, siamo stati davanti, abbiamo coperto il leader e dopo il leader si è anche sacrificato per me ed è andata bene. Con un ultimo uomo come Erazen Vagliavez non potevi perdere oggi. Sì, esatto, e non volevo neanche quasi fare la volata perché ero demolito e dopo ho trovato la forza mentale, soprattutto dai miei compagni che sono riusciti a motivarmi e ho fatto la volata e fortunatamente sono riuscito a spuntarla. Questo era Alessio Magagnotti, vincitore dell'ultima tappa del Giro del Veneto. Siamo anche con il presidente dell'Autozai Contri, Mantovanelli. L'anno scorso era toccata alla Work Service fare man bassa di successi, quest'anno è toccata a voi, davvero straordinari questi ragazzi. Sì, davvero grandissimi, hanno corso giornate, sono ancora emozionato perché hanno fatto un lavoro super e grande merito a loro. E al nostro DS numero 1. Possiamo dire che il team Riboli è tornato ai tempi d'oro davvero stavolta. Ce l'abbiamo fatta ma non è ancora finita. E allora andiamo con il vincitore finale della Giro del Veneto, Erazen Vagliavez. Oggi era quasi una formalità ma tu hai voluto fare di più, hai tirato anche la volata. Sì, parlare anche ieri, oggi andiamo per Alessio Magagnotti e andiamo tutta squadra, anche io. L'ultimo chilometro io vado full gas per lui e lui did the job at the end e vinciamo. E allora Silvio, con questo splendido quadretto io ti restituisco la linea da Teolo. Abbiamo sentito anche un emozionatissimo Enrico Mantovanelli, il presidente della formazione, che ha voluto ringraziare il direttore sportivo che non era presente nel quadretto familiare, Fausto Boreggio. Lo salutiamo e chiaramente gli facciamo i complimenti perché per come ha condotto le danze. Qui vediamo lo sprint, tra l'altro Alessio Magagnotti ci ha rivelato che non voleva nemmeno impegnarsi perché era devastato, questo è il termine che ha utilizzato. Evidentemente il caldo, la altissima velocità, le fatiche, siamo al quarto e ultimo giorno di gara, però motivatissimo, motivato dai suoi compagni di squadra. Qui vediamo l'abbraccio tra Enrico Mantovanelli e Fausto Boreggio, che è il direttore sportivo appunto, quindi ha fatto la volata e l'ha vinta con grande diciamo così autorevolezza nei confronti di Riccardo Fabbro e di Filippo Cettolin. Non sono riuscito a sentire bene le indicazioni che mi provengono dalla Perfetto, bene, come vedete da voi sono partiti anche i titoli di coda, quindi non riusciamo a farvi vedere le premiazioni finali, però vi possiamo confermare che il successo oggi di Alessio Magagnotti davanti a Riccardo Fabbro e Filippo Cettolin, Alessio Magagnotti Autozai Contri, Riccardo Fabbro Industrie Forniture Moro CG Capital, Filippo Cettolin Borgo Molino Vigna Fiorita. Per quanto riguarda la classifica generale non è cambiato assolutamente nulla, con una classifica generale che vede in prima posizione Vagliavez, che ha conquistato la maglia di leader della classifica generale nella giornata di ieri, che oggi l'ha difesa andando anche ad aiutare il compagno di squadra Magagnotti a centrare il successo. In seconda posizione Andrea Bessega. Queste le classifiche. Qui vediamo ancora una bella immagine di Fausto Boreggio, felicissimo chiaramente, che si sta confrontando con i suoi atleti prima di andarsi a preparare per le premiazioni finali. È il momento dei ringraziamenti per la squadra di ciclismoweb.net con Manuel Cantone e Fabio Simonetto qui in regia a Cartigliano insieme al sottoscritto, per Andrea Tonin che ha gestito in queste 4 giornate il drone e quindi le immagini dall'alto, per i 2 conduttori di Moto1 e Moto2 Silvano Da Rossa e Sante Garlante, e per i 2 operatori di Moto1 e Moto2 Andrea Finn e Marco Belli. Da Silvio Martinello e da tutta la squadra di ciclismoweb.net un arrivederci alle prossime dirette e grazie per essere stati in nostra compagnia. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte.